Appassionati di futsal, un cordiale saluto dal Pala Olgiata di Roma, dove oggi vi racconteremo la 17ª giornata del campionato di Serie A2 Girone C. In campo Italpol e Benevento. Paulinho cerca spazio per liberare il destro, ancora Paulinho colpisce l'esterno della rete. Paulinho alza la sfera, interessante per la botta di Taloni che ha avuto la palla del vantaggio. Attenzione a Meuto che va via da Volonnino col destro, trova l'opposizione di Del Ferraro in scivolata che salva il parziale, palla in calcio d'angolo. Attenzione però al Benevento con Botta che va col destro, trova l'opposizione di Basile. Batella prova a liberare il destro, Mateus allontana la sfera, il movimento di Volonnino. Attenzione a Lopez che va col destro, botta centrale, Mateus ci mette la mano, ancora Benevento, la palla è buona, la mette giù Di Luccio col mancino, orienta sul destro, poi allarga per Volonnino che non centra lo specchio della porta. Grande azione del Benevento, buono il movimento di Di Luccio a cercare Volonnino. Ancora Di Luccio può allargare il gioco, vediamo se va da solo. Basile esce dai pali, il tiro, Basile allontana. Finale di primo tempo infuocato al Pala Olgiata. Dario Lopez capisce tutto, riparte Taloni, attenzione a Lopez davanti a Mateus, Lopez palla sull'esterno della rete, il tiro, Basile mette in angolo, ci ha provato Volonnino, la palla ancora buona per lo spagnolo che va col destro, Mateus da terra col piede, Osni Garzia, c'è spazio, va col destro, Mateus in due tempi, tocco di Batella, Garzia va col destro, Mateus, poi Di Luccio lotta con Osni Garzia, il possesso parla per gli ospiti, Botta col destro, Basile allontana, Taloni all'indietro, Osni va in mezzo, Del Ferraro non riesce a concludere da due passi. Seguiamo l'azione del Benevento, il tentativo, Basile va in corner. Allora Ippoliti lancia con le mani Del Ferraro, la palla è buona, va a terra Lopez, è tutto regolare, Del Ferraro, palla sull'esterno della rete, bisogna fare in fretta, spazio Del Ferraro, Lopez il destro, palla alta a un passo dal gol, l'Italpol, ultimo pallone del match, calcio d'angolo, Volonnino e Mateus sulla linea va clamorosamente a spedire fuori mentre arriva il triplice fischio. Mateus ha avuto la palla del gol vittoria proprio sulla linea, è arrivato il triplice fischio che sancisce la fine del match 0-0 tra Italpol e Benevento. Restate collegati, fra pochi istanti andremo a sentire in diretta le voci dei protagonisti. Siamo con Manuel Del Ferraro al termine della gara finita 0-0 tra Italpol e Benevento. Allora, innanzitutto un commento a caldo sulla gara. Allora, la gara si è sviluppata, vista così a caldo, commentandola a caldo, si è sviluppata in due spezzoni comunque in due spezzoni di partita, una in cui stavamo bene fisicamente e l'altra dove abbiamo pagato comunque il poco allenamento e il poco allenamento e la poca condizione fisica che adesso, in cui stiamo adesso. Abbiamo affrontato comunque mercoledì una partita altrettanto impegnativa dove abbiamo dovuto recuperare da un 3-0 e abbiamo speso molte energie. Non ci alleniamo da 3 settimane, stiamo soltanto giocando e facendo rifinitura per affrontare la partita successiva. È difficile affrontare comunque squadre così attrezzate in queste situazioni. Il primo tempo alla pari, giocata alla pari, una grande prestazione di tutti i ragazzi. Il secondo tempo comunque sinceramente abbiamo fatto fatica, anche se abbiamo avuto 5-6 palle gol clamorose. Ai numeri comunque avremmo comunque meritato di vincere la partita perché, come ripeto, a occasioni abbiamo secondo me strameritato. E poi è normale che questo gioco la componente atletica è fondamentale, quindi loro in alcune situazioni siamo stati costretti a lasciare il pallino del gioco in mano a loro. Certe volte abbiamo comunque rischiato, ma nonostante tutto abbiamo avuto tante palle gol e il rammarico è tanto. Secondo me il punto, nonostante la situazione, ci va stretto. Nonostante tutto, pareggio contro il Benevento di alta classifica, avete perso di misura con l'Active, avete vinto col Pescara, in ogni caso è un buon momento, non credi? No, sì, cioè
noi ci hanno introdotto una striscia positiva con le positività Covid, siamo stati costretti a rinviare 3 partite contro Ecositi, contro Pescara e contro Lazio, che ancora non abbiamo recuperato. Siamo stati 3 settimane fermi in cui abbiamo perso 10 giocatori, quindi siamo stati costretti a bloccarci, cioè, siamo allenati singolarmente da casa e a sto livello pesa, nonostante comunque noi abbiamo ripreso da qualche settimana gli allenamenti e le partite. Luca Ippoliti è rientrato oggi dal Covid, così è difficile, sto campionato comunque è una serie mascherata, cioè ci stanno squadre impressionanti, se non stai bene fisicamente secondo me non puoi proprio mettere al tavolo con loro per discutere, quindi a questo punto ce lo prendiamo, come ci siamo presi 3 punti a Pescara. Rammarico è tanto perché comunque, come dicevi te, perdere misura contro squadre d'alta classifica e fare punti comunque oggi contro il Benevento è stato ancora più rammarico, perché alla fine se vai a stringere butti una stagione comunque un po' per sfortuna, un po' non dico situazioni, perché alla fine si dice spesso, però è così, ormai accettiamo e finiamo il campionato così, sperando che comunque noi non ci arrendiamo. Lo dico sinceramente, mi metto come portavoce della squadra. Comunque secondo me tutta la squadra pensa che ancora il playoff è ancora alla portata di tutti. Grazie mille Manuel. Grazie a te, volevo fare mio fratello gioca a Cosenza e ieri abbiamo scoperto in un amichevole che si è rotto il crociato. Io volevo fare davanti a tutti in bocca al lupo e dedico sto pareggio. Purtroppo ho provato a segnare per dedicargli un gol, ma gli dedico ugualmente il pareggio.